Pronti? 1, 2, 3. Questa è buona e tutta la prima fila è di galoppo. Numero 2, Tommy, Zico squalificato. nei confronti di Biscuit del Nord, che vanno uno sull'altro. Terza posizione per Dorotea Trio, la quarta è per Eclair Magique. Gli altri tutti in rottura. Se ne vanno i primi 200 metri di corsa in 16. Numero 5, DJ Piz, squalificato. Nei confronti di Biscuit del Nord, poi Dorotea Trio e Eclair Magique. Partenza sicuramente da dimenticare, però tant'è. Sono rimasti in 4, 32 per i primi 400 metri di corsa. Guida Zico, Biscuit del Nord in seconda posizione. In terza Dorotea Trio, in quarta Eclair Magique. E si continua ad andare piano, 17,3 per la curva di destra, 49,3 per i primi 600, vuol dire andare sul piede dell'1,22 al chilometro. Andatura turistica quella imposta da Zico, d'altronde l'avversario è Biscuit del Nord ed è in seconda posizione. Non può affrettare troppo i tempi Antonio Di Nardo, poi Dorotea Trio precede Eclair Magique. Si continua sul piede dell'1,22,5. Si va a completare così la metà gara con la mossa di Eclair Magique anticipato da Biscuit del Nord. 1,23, un chilometro di riscaldamento, ora inizia la corsa Biscuit del Nord che va all'esterno di Zico, in corda Dorotea Trio, poi Eclair Magique che va a fare la seconda pariglia, gruppo compatto davanti alle tribune, 14,5, accelerazione secca qui davanti, con Zico che guida e Biscuit del Nord che è al suo esterno, in corda Dorotea Trio, in pariglia Eclair Magique, se ne va anche la curva di destra in 14,9. Zico che controlla le mosse di Biscuit del Nord che ora prova a farsi minacciosa all'esterno, in corda Dorotea Trio e poi Eclair Magique, insiste Biscuit del Nord che prova a coprire completamente Zico, lo mette sotto pressione, 13,9 la retta di là, Zico ribatte colpo su colpo alle offensive di Biscuit del Nord, Dorotea Trio in agguato, poi Eclair Magique che ha perso solo qualche battuta, è lotta aperta tra Zico e Biscuit del Nord, Dorotea Trio che tende l'open stretch, Zico in vantaggio, Dorotea che si infila dentro al largo, insiste Biscuit del Nord che attacca Zico di dentro Dorotea Trio, lo scatto di Dorotea, si difende Biscuit del Nord fino in fondo, vince nei confronti di Dorotea Trio al terzo Zico, 28,4 ad arrivare dopo un 28,8. C'è 13,9 per l'addirittura d'arrivo, chilometro conclusivo siderale all'esterno di Biscuit del Nord e Antonio Di Nardo, perfetto in salchi a sferrare l'attacco al momento giusto. Dorotea Trio si infila in open stretch ma deve essere solo seconda al terzo Zico che dopo un chilometro lento poteva fare qualcosa di più. Il successo però è per Antonio Di Nardo che scrive 10 in classifica. Mariona Tinchi al training e alla proprietà della 7 anni da Mago d'Amore che con un chilometro esterno super coraggioso porta a casa la vittoria e regala 10 punti ad Antonio Di Nardo.